Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà, eccezionalmente alle 10 invece che alle 9:30 perché siamo reduci dalla chiacchierata con Daniele Capezzone e vado a ruota di quella chiacchierata, vado in coerenza con quella chiacchierata e con la cronaca di queste ultime settimane, improntata, per quanto si affannino a negarlo i maestrini del mainstream, al deflagrare dell'odio politico dalle latitudini politiche della sinistra. Come dire, un dato di cronaca, basta fare un giro in stazione centrale a Milano e vedere gli effetti di tutto questo. Allora, la domanda che faccio a loro signori è questa, anche se il punto di domanda temo sia un orpello retorico, ma andiamo con ordine. La domanda a coloro che ci dicono che non è vero, che è una sporca menzogna, che a sinistra c'è un, come dire, approccio irenico, sereno, riformista rispetto all'avversario politico e non si flirta minimamente con diciamo istinti violenti, tantomeno riferiti al passato, agli anni di piombo, ci mancherebbe scomodare analogie impegnative indubbiamente. Chiediamo loro signori, davvero alle feste del PD compaiono magliette che inneggiano alle Brigate Rosse? Ora riepiloghiamo la cronaca al momento. Circolo dei Giovani Democratici del Vastese, che è appunto l'organizzazione giovanile del partito, che ha celebrato una serata in cui ha eletto il nuovo segretario, una serata in cui si è parlato di politica, prospettive, ci si è confrontati su varie anime interne, insomma da questo punto di vista dove c'è impegno, passione politica, dibattito, anche se ci sono idee opposte alle nostre, per noi vale solo il rispetto, come è stato ampiamente peraltro dichiarato a Pontida, il supposto covo dei supposti estremisti. Ma proseguiamo. Tra i presenti, come mostrano varie foto diffuse in rete, le trovate agevolmente, e c'erano anche politici adulti in sala e c'erano anche assessori, consiglieri locali, insomma c'era il partito locale. A un certo punto una persona di queste sfoggia una t-shirt con la scritta Brigate, chiaramente ricalcata, insomma, come dire, sul font vintage, diciamo, no? Aveva presente le missive delle Brigate Rosse, ecco, esattamente quel carattere lì, e sotto una stella gialla 5 punte. Poi questa t-shirt rossa come sfondo, Brigate, tutta rossa con la stella a 5 punte, aveva poi l'immagine di un Teletubbies, non sappiamo cosa c'entri, non sappiamo come dire, che allusioni ci siano, se sia per depistare, per edulcorare il messaggio, o se tutto questo in realtà c'è della malizia da parte nostra e sono tutte delle coincidenze, ma lo vogliamo approfondire? Cioè questa è una cosa che non scomoda solo i vertici di Vasto del PD, questa cosa scomoda Elly Schlein, scusate. Cioè immaginatevi la scena opposta, per dire a un congresso di Fratelli d'Italia c'è una maglietta, non so, che inneggia a qualche gruppo terrorista nero degli anni 70. Beh, oggi i giornali parlerebbero solo di quello. Cioè, la domanda è, a un evento del PD Giovani, presente vertici locali del PD, qualcuno sfoggia una maglietta che inneggia le Brigate Rosse in questo momento di palese deflagrare dell'odio politico, in questo momento in cui la parola d'ordine della sinistra anche istituzionale è blocchiamo tutto, in questo momento in cui compaiono scritte Meloni come Kirk, in questo momento in cui Matteo Salvini viene circondato da estremisti scalmanati pro pal che arrivano a pochi metri da lui, tant'è che deve far notare che non è il modo di gestire l'ordine pubblico. In questo momento oggettivo, che non è una tesi, è una cronaca reiterata, a un evento del PD compare una maglietta che inneggia, sembra inneggiare, riferiamo la cronaca, alle Brigate Rosse? Ma qualcosa bisogna dire, bisogna fugare il dubbio, inneggiava quello o no? Chi è questa persona? Non risulta sia stata, come dire, rimproverata, allontanata, e la domanda è ineludibile. È successo o no che a un evento del PD venisse sfoggiata una maglietta delle Brigate Rosse? È accettabile o no da parte della sua dirigenza? Ci rispondono e siamo sereni. Non ci rispondono, non può che aumentare la già notevole inquietudine. Grazie a tutti, vi lascio con la programmazione di Radio Libertà.